Buongiorno a tutti amici, una Buongiorno sorpresa a tutti ormai. cari amici, buongiorno, siamo di nuovo qui a disturbarvi alle 10:25, Hildegard Mariotto Veneziano, gratis, siamo gratis oggi. Dai Hilde, Ma guarda di un po'. qualcosa per spiegare Allora, che oggi alle 4 Hildegard e Mariotto Veneziano ci sono, gratis per le domande e per le risposte, cioè le domande le fate voi e gratis rispondiamo noi. Non ci fate sì. pagare né per le domande che ci date, no, 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 no. Bene, Hilde, racconta cosa faremo oggi, dai. Allora, come al solito, il sabato ci troviamo alle 4, questo nuovo orario, insomma, 2 o 3 volte che ci troviamo a questo appuntamento in questo orario, però abbiamo visto, insomma, che è un orario più digeribile per tutti, così la pennichella l'abbiamo fatta tutti dopo pranzo, col Sì. postprandiale. Allora, al solito tu risponderai con la radiestesia e io con le sibille, dunque faremo risposte a controllo incrociato. Sì, Diciamo così. esatto, facciamo delle Doppio tempo. risposte, però ricordatevi, nome, cognome e data di nascita, la foto no, però almeno il No, nome, non cognome e data serve. di nascita. Esatto, allora abbiamo un buongiorno a voi, che però purtroppo non riesco a vedere chi è. Provo a sbirciare nella pagina Dai, del gruppo, se non faccio pasticcio con l'audio, perché poi magari c'è uno spiacevole ritorno, però eh, vediamo un po' così riesco a dirti chi è che ci ha salutato. E Claudia, buongiorno Claudia, mi ciao raccomando, Claudia è la nostra iniziate, e poi c'è anche fedelissima. Sara, buongiorno Sara. Allora, Buongiorno Sara, buongiorno Claudia, sì, fedelissime. Di Sara si vede perché ha cliccato quel link, bravissima, Brava mamma Sara, mia. allora Sara potrà fare due domande gratis, via. Vabbè, Bene, oggi vogliamo premio. proprio esagerare, vogliamo proprio Sì, sì, rovinarci, va, oggi ci cercheremo. roviniamo, via. C'è anche un altro cuoricino che arriva, mi raccomando, se vedete dove c'è scritto promemoria appuntamento delle 16 sul canale YouTube del Marietto Veneziano, c'è poi sotto una frase in inglese, I'm going live using StreamYard, cioè dice che stiamo andando in diretta usando questa piattaforma. Vedete che c'è un link azzurro? Cliccate lì sopra perché quello autorizza StreamYard, cioè questa piattaforma esterna da Facebook che usiamo per fare queste dirette, a vedere il vostro nome, così riusciamo a vedere chi siete quando commentate. Questo ci aiuta molto anche nella diretta. Abbiamo comunque il buongiorno anche di Tiziana. Fatelo, Ciao insomma, un paio Tiziana, di ciao ciao. passaggi. Il sigillo di Mercurio sta già agendo, brava, bravissima. No, va Brava. bene. Allora, dunque, appunto, l'appuntamento è per oggi alle 16, abbiamo detto saremo insieme in genere mezz'oretta. Ultimamente abbiamo... Allunghiamo il brodino perché siamo felici, siamo contenti, vogliamo far felici tutti in fondo. Anzi, Hilde, fai una stesa per oggi come andrà a finire. Ti pareva, siccome ti conosco le avevo già preparate. Benissimo, Hilde, sono contento per te. Sono contento per te che cominci a conoscere anche i miei piatti preferiti, la piadina. Beh, ci mancherebbe che non li Brava Hilde, brava. conoscessi. È una bravissima cuoca la Hilde, eh. Qui lo Ma dico grazie. e qui lo riconfermo. Bene, meno male. Anche perché fino ai 94 anni ti toccherà Cucinare. mangiare. No, tu dovrai cucinare per me. No, Beh, ti io lavo toccherà i piatti, mangiare quelle cose lì. Lavo i piatti, passo aspirapolvere, e mi quelle cose lì. sembra giusto. Bravo. Tu lavori, fai le consulenze e io farò il resto. Sì, va bene, ci siamo No, messi no, d'accordo. Non adesso... diciamolo in giro! Hilde, non diciamolo in giro che adesso un segreto faranno i 2000. Adesso proprio così parlare delle dinamiche domestiche, però se proprio dobbiamo dire no, Gioia mia, lavorerai anche tu e faremo i compiti a Osteria, metà in tutte le osteria. direzioni. Però mi Ma- raccomando, chiedete consulenze alle Hilde, non venite da me. Bene. Dai, grazie da Hilde. Via. Fai giù Va questa bene, stesa facciamo perché una sennò qui mi mettono in tagliamo, va, galera. che Qui mi mettono in galera. Dai. tagliamo, cambiamo argomento, vediamo, vediamo oggi come andrà. Ok, mi fanno male le guance. Allora, insomma, dai, positivo, qualche tono di malinconia, vediamo un po' comunque cosa viene fuori. Io cerco di stringerle il più possibile perché l'inquadratura in questa diretta in due è dimezzata e dunque
non si vedranno benissimo. Allora, abbiamo una prima linea un po' fra tormento e soddisfazioni, però diciamo che ci sono in atto o ci sono stati recentemente in atto dei cambiamenti, probabilmente dei cambiamenti che abbiamo messo in atto noi stessi, che hanno portato un allontanamento. Vediamo però nel pomeriggio l'incontro sarà piacevole, vedi che c'è la carta dell'amore e la conversazione, è possibile che qualcosa verrà chiuso, probabilmente dovremo parlare di qualche circostanza che risulterà essere chiusa per sempre e comunque senza un margine di recupero, o qualche altra problematica di qualche affanno legato a questioni di natura economica per il futuro. Però vedo cose positive, questo cambiamento che arriva un po' come dire, in modo silenzioso alla chetichella, ma vedrai che avremo con noi degli amici oggi. E poi vabbè, ci sarà sempre il geloso di turno, ma non importa, vogliamo bene anche a lui. E noi vogliamo bene a tutti, l'importante è che poi sappiamo come bloccarli, però voglio dire, noi vogliamo bene, e qui lo dico davanti a tutti, facciamo simpaticoli, però se qualcuno bisogna poi, la Dagida, è pronta la Dagida? Dagidona mia, che noi siamo qui a pettinare, mica siamo qui a pettinare le Dagide. Boh, a parte le battute, sarà una bella stesa, sarà una bella stesa, sì, potremo aiutare tante persone. Passato in allegria, in amicizia. Certo. Sì. Cioè è chiaro che è una situazione un po' pesante per tutti e non bisogna fare i musoni, guardate, è in salita per tutti, da chi era capo industria da una parte, avvocato, dottore, tutti se la vedranno dura questo periodo qui, quindi non bisogna esagerare, lasciate stare i ponti, i laghi, quelle cose lì, dovete prenderla con filosofia perché sono tutti nella stessa barca, molti perderanno il posto di lavoro, ma non è colpa loro, è il sistema che è stato creato così per questi flussi planetari. Quindi venite alle 4, no? Ormai ci conoscete, ci perdonate tutto, vedete com'è, come quando io incontro il Dante, può dirmi qualsiasi cosa ma lo perdono. Ilde, vuoi dire qualcosa? Ma niente, che li aspettiamo a braccia aperte, che ci fa piacere passare del tempo con loro, che mettiamo a disposizione appunto delle finestre di tempo nell'arco della settimana per permettere a tutti di magari avere qualche risposta, se hanno delle cose che stanno a cuore, magari c'è qualcuno che non è in condizione, non ha la possibilità o ancora non ha quel grado di fiducia tale per cui desidera un consulto intero, va bene, anche è giusto che assaggiate. Sì, però mi raccomando, per il momento andate dalla Hilde, va, che così la mettiamo sotto torchio, vediamo un po' di che pasta è fatta questa signora qua, quindi proviamo un po' il polsino a vedere se tiene, se la distanza tiene vuol dire che se cammina vuol dire che funziona. Ma, vedremo allora, se dici così. Sì, va, per i prossimi 60 anni ci sarà, 40 anni sarà. Speriamo 60 e centenaria. Attenzione che però sono rinnovabili, cioè nel senso che poi resti qui altri 120, no. No, è che sicuramente ti acchiappo anche nella prossimità. Sono un uomo fortunato, grazie Hilde, grazie. Allora, cari amici, oggi alle 4, stesso canale, cioè del Marietto Veneziano, mi raccomando, chi non sia ancora iscritto non perda tempo perché sapete che è prezioso che restiamo tutti collegati. Per commentare durante la diretta bisogna essere iscritti al canale, dunque se vorrete fare delle domande ovviamente dovrete fare l'iscrizione al canale YouTube del Marietto Veneziano, se vi avanza un'iscrizione che non l'avete ancora fatta, fatela anche al mio canale, grazie. Proprio se vi avanza, poi anche, mi raccomando, anche un super like. Se avete lì il pollice che non sapete cosa fate, ma fate questo indice, se avete il mouse, un bel super like ci sta sempre bene perché tira su di morale, soprattutto dopo 40 minuti che il pendolo lì che balla, anche lui vuole un riconoscimento, un bel super like è sempre ben accetto, perché sapete che scorrizio come Rintintin. Vuoi aggiungere qualcosa al tuo Marietto? Di più tu?
No, sapete, dopo quando stacco la live mi alza di peso e mi dice tutti i colori come l'ultima volta, ma non dico cosa mi ha detto. No, non dico cosa mi ha detto. Stiamo diventando come Sandra e Raimondo. Osteria, osteria. E non so chi sono, però va bene. Va bene, cari Lo amici, sai, io sfido qualcuno in Italia che non sappia chi erano Sandra e ma, Raimondo Vianello. ma Stellina, io a quei tempi lì avevo altre cosine da fare in giro per il mondo. E meno male, va, avevamo bisogno. Almeno siamo qua, ci siamo ritrovati. Senti, allora, ormai la gente sa, oggi alle 4, canale del Marietto Veneziano, il The Garden Marietto Veneziano live gratuite, nome e cognome e data di nascita. Vabbè, E il niente, cognome, diciamo, magari se non vogliono proprio far sapere No, completamente beh, chi sono, certo. l'importante è che ci siano due dati precisi, almeno il nome e la data, così che sapendo di interloquire con voi raccogliamo la scia energetica giusta. Poi ci Sì, esatto. perdonerete saltellando da una scia energetica a un'altra, magari qualche... Poi una cosa Però, importante, se escono anche cose magari che non sono positive, non dovete prendervela perché è un periodo che tutti praticamente sì. stanno passando delle situazioni veramente impegnative. Quindi dovremmo prendere un po' tutto con filosofia, Mm, capite cari amici? Cioè, sono è chiaro che passaggi. alcune volte fa male Mm. vedere certi risultati, però è meglio insomma sapere come stanno le cose e non illudersi che poi si cade e si fa più male quando si è illusi. Ecco, tutto qua. Diciamo che quando si vedono le difficoltà si trovano le soluzioni e quando non le si vedono che uno non sa Esatto, di dover trovare soluzioni, è esatto, peggio. è questo anche, sì. Va bene, Marietto, che ne dici? Salutiamo? Sì, adesso io chiudo e lei mi farà un cazziatone perché avrà detto qualcosa che non gli No. dà. Però qui lo dico, qui lo nego, eh. Ok, va bene. Io sono pronto a cazziatone di dopo, va bene. No, no, stavolta non ho niente da dire. Tanto sono andato bene, grazie carissima, grazie. Stavolta sei riuscito a A star controllare. zitto, cioè, No, zitto altra no, volta. zitto è impossibile quando sei Va bene, dai. in libertà. Va bene, un abbraccio a tutti, a più tardi mi raccomando alle 16 sul Scusate, io devo andare canale. perché sono in libertà vigilata. Allora, Sul devo canale tornare in YouTube cella, in galera. del Marietto Sentite? Veneziano alle Ah, 16. ok, Vai. io chiudo perché devo andare e ritornare in galera. Sono in libertà vigilata. Ciao, Sì, cari ma amici. non sei in galera da me, specifichiamolo. Brava Tiziana che anche lei ha schiacciato sul link, adesso vediamo il suo nome. Benissimo. Oh, brava Tiziana. Brave, Allora brave oggi due tutte. domande. Oh, segnateli giù, due domande per la Tiziana. Va Due. bene, Tiziana e Sara, sono in credito. Va bene. Ok, siamo in crediti due. Segnateli giù nel taccuino magico. Ok, io qui chiudo perché devo scappare. Mi suona la caserma, cioè la caserma, come si Sì, sì, dice? il Insomma, braccialetto, vabbè, il la braccialetto, cavigliera. la Sì. cavigliera, sì. Ciao, buona giornata a Ciao, ciao, tutti, a ciao a più tutti. Chiudo. tardi. Uno, due, tre, Ciao. chiudo. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.